Esistono persone che lasciano scorrere la propria esistenza senza intervenire con consapevolezza perché questa possa imboccare una strada inaspettata. D'altro canto, ve ne sono altre che decidono con coscienza di dare una svolta alla propria vita, per provare l'emozione di sperimentare nuove esperienze e realizzare qualcosa che aiuti la propria terra ad affrontare nel modo migliore un futuro ricco di interrogativi. Irene fa parte di quell'insieme di persone che accetta di mettersi in gioco e lo ha fatto in un modo che lei stessa probabilmente non si sarebbe aspettata fino a solo qualche anno prima, dando cioè un contributo concreto alla reintroduzione in Sicilia della sottospecie autoctona di ape nera, l'Apis mellifera siciliana, che si credeva pressoché estinta fino alla fine degli anni '80. Irene, insieme ad altre persone dell'associazione Allevatori Apis mellifera siciliana, ha deciso di diventare la custode di un sapere da trasmettere e divulgare, perché l'ape nera sicula torni a popolare stabilmente il territorio siciliano. Mi chiamo Irene Russo e sono un'apicoltrice. Quello che mi ha spinto a fare e imparare questo mestiere è stato sicuramente il sogno di vivere a contatto con la natura, che poi è diventata ad un certo punto quasi una necessità. Avevo un lavoro sicuro, a tempo indeterminato, stavo tutto il giorno con la luce artificiale, davanti al computer. Ho sempre avuto la passione per gli animali che mi aveva portato a studiare medicina veterinaria, che non ho concluso, ma questo ha fatto sì che mi appassionassi sempre di più al mondo animale, al comportamento animale in particolar modo, e lì ho cominciato a studiare alcuni comportamenti delle api. Cioè mi è apparso tutto più chiaro anche a distanza di tempo, perché se proprio devo pensare al mio primo incontro con le api è stato all'età di circa 7-8 anni, mi ricordo, a Cefalù durante le vacanze estive. Ogni mattina io e mio papà vedevamo su una pianta di rosmarino che era diventata praticamente quasi un albero ed era pieno zeppo di api. E noi lì fantasticavamo su ma chissà come fanno a ritornare a casa, perché poi verso appunto poco prima del tramonto sparivano del tutto. E così crescendo alla fine mi sono resa conto, come dicevo prima, che lo stare a contatto con la natura stava diventando una necessità. Ho preso proprio questa decisione perché ho pensato la vita è una, la vita è il qui e ora e quindi buttiamoci. Ho incontrato l'Apis mellifera siciliana, quindi il nome comune è l'ape nera sicula, e da qui mi si è aperto un mondo. Ho voluto conoscerla di più, mi sono buttata studiando moltissimo, iscrivendomi all'associazione Apis mellifera siciliana, dove ho conosciuto i più grandi apicoltori e le più grandi apicoltrici che mi hanno sempre sostenuta. Mi ricordo ancora il primo corso pratico di apicoltura. È stato un po' destabilizzante perché un conto è studiare sui libri, studiare il comportamento, studiare anche la flora che ci circonda, ma un conto è ritrovarsi in un apiario in cui ci sono 50-60 arnie. All'interno di ogni arnia ci sono all'incirca 50, 60, 30.000, poi dipende ovviamente la famiglia e il periodo. C'erano alcune famiglie un po' più esuberanti, chiamiamole così, e quindi lì ho avuto davvero paura. Sì, che magari mi pungessero, che magari poteva succedere qualcosa di grosso, ma allo stesso tempo ho avuto paura di non poter far più l'apicoltrice, perché ho detto scusami, ma cosa faccio se ho paura di stare in mezzo alle api? E lì però ho respirato, ho detto no, devo concludere il corso, non voglio far capire a nessuno i miei timori. Ovviamente non mi è appunto neanche un'ape, ho comprato la mia prima tuta, quindi mi sono sentita anche un po' più sicura in questo modo e ci ho riprovato. Comunque le api sul campo mi hanno insegnato la calma, mi hanno insegnato il qui e ora, essere molto più presente a me stessa.
e osservare. Per trasmettere il mio sapere alle nuove generazioni ho creato un apiero sociale didattico innanzitutto presso Socult e il Circolo della Natura, che è un'associazione che si trova a Ciaculli, in un terreno confiscato alla mafia. Qui facciamo tantissime attività legate alla natura, all'orto, e qui tendo di coinvolgere il più possibile sia bambini ma anche adulti. Lo scopo principale è quello di far conoscere il ruolo fondamentale delle api all'interno della nostra vita, principalmente per rispettarle, perché senza conoscenza si continua ad avere paura. Ho finalmente acquistato un'arnia didattica che mi permette comunque di far andare il piccolo mondo alato, come lo chiamo io, all'interno delle scuole in tutta sicurezza, perché questa arnia è dotata di alcuni vetri. Questo è un momento in cui si insegna, sì, il rispetto per la natura, perché banalmente anche il fatto di dire ai piccolini di 2-3 anni di non battere le manine sul vetro perché rompe l'equilibrio, perché le api si spaventano, già vedi comunque un grande senso di responsabilità ai bambini piccoli di 2-3 anni. E magari se c'è un bambino accanto che invece vuole tamburellare per scherzare, magari c'è l'altro bambino che lo riprende dicendo no, guarda che ha paura. Io spero che ci siano più sognatori, perché nel mio caso è nato tutto come un sogno, quindi il sogno di vivere a contatto con la natura. Dico sempre che è importante avere dei sogni, ma ci vogliono sia più sognatori, sia più persone che comunque hanno la volontà, la dedizione, la caparbietà di agire.